Fanti, una bandiera, una patria. Un raduno diverso da tutti gli altri, quello dei Fanti, in programma dal 23 al 27 maggio a Vittorio Veneto. 5 giorni dove le emozioni guideranno le celebrazioni in un susseguirsi di simboli a ricordo della Prima Guerra Mondiale e di chi in quel conflitto ha perso la vita. È a loro che sarà dedicata questa adunata del centenario dalla fine della Grande Guerra. Una ricerca realizzata dal Centro Studi Pieri ha permesso di raccogliere i nomi di tutti i caduti italiani suddivisi per regione, arma e brigata. Ci saranno anche loro alla sfilata di domenica tra le vie di Vittorio Veneto. Sono giunti a Vittorio Veneto da vivi, noi li condurremo da caduti. È a loro che va l'onore e il ricordo, soprattutto nella conclusione nei 100 anni del termine della Grande Guerra. 116 le brigate che sfileranno, ognuna con il proprio striscione, perché a differenza di altri raduni i Fanti non cammineranno dietro all'insegna della propria regione ma a quella della propria brigata d'appartenenza, e così vi saranno rappresentanti del corpo provenienti da nord, centro e sud Italia, uno fianco all'altro. Lungo quei 650 km di trincee lì si è costruita l'identità nazionale. Fianco a fianco, nord, centro, sud, questi nostri soldati, giovani, volenti o nolenti, dovevano balzare fuori e andare all'assalto, alla baionetta, magari per il conquista di un cocuzzo, di qualche sasso, lasciando la vita lungo questo percorso. Hanno combattuto fianco a fianco, nord, centro, sud. Lì si è costruita l'Italia e questo lo vogliamo rappresentare nel quarto settore, dove fianco a fianco i nostri soci, patronesse, Fanti, patronesse e amici, sfileranno assieme. Altro momento emozionante, la camminata sulle orme degli eroi. Per 3 giorni, da Cima Grappa, un gruppo di Fanti percorrerà 70 km lungo il Piave, nei luoghi della Grande Guerra.